Buongiorno a tutti, siamo qui Buongiorno. sempre alla sede delle Tre Sorelle, è un mercoledì mattina, All'aperto, con la all'aperto, camicia lui senza mascherina, problemi io di no, ma freddo. adesso cominciamo piano piano. Due cose, è una sede dell'Inter, Allarmi, no, sono tutti nerazzurri. vedete perché hanno vinto il campionato, no, è inutile che, no, è Porta inutile che sfiga. è inutile che ti tocchi, hanno vinto il campionato, ma è giusto che qualche volta anche l'Inter vinca qualcosa. Comunque, barzellettina veloce, che prima venendo giù qua a lavorare ho visto un pozzo in un grande, sai che c'era un bel prato, c'era un bel pozzo, non so se l'hanno costruito, fatto apposta, fuori una villa bellissima. Allora mi è venuta la barzellettina, c'era questa in questa campagna, vede un pozzo grandissimo, a un certo punto cosa fa? Aspetta che vedo, trasprofond che lei che il puesca, no? Butta un sasso, butta dentro, guarda dentro, niente. Prende una pietra un po' più grande, butta dentro, niente. Dio, è impossibile che non la nasce, anche se non c'è l'acqua magari si sente qua, niente. Prende una pietra ancora più grande, butta dentro, niente. Boh, prende un plinto, sotto tante parotate, butta dentro, con la... A un certo punto, dopo 10 secondi, vedi una pecora a tutta velocità, prrr, tac, la pecora dentro il pozzo. Porca puttana, sì, come. Neanche dopo 30 secondi arriva un contadino, buondì, cascuni, aveva dovuto passare un epiore. Ma guardi, io ho visto passare una pecora, ma è entrata dentro il pozzo. Non può essere la mia. La mia era legata a una grande pietra. Un saluto, ciao, ciao, ciao.